13° Venice Challenger qui sui campi della TC Mestre, uno degli appuntamenti più attesi del tennis veneto. Sventola la bandiera argentina sul campo centrale del TC Mestre, dove si è giocata la finale del Venice Challenger, valido per l'assegnazione della Save Cup. A conquistarla è stato Maximo Gonzalez, numero 4 del tabellone, che in 2 set ha superato lo slovacco Josef Kovalik con il punteggio di 6-1, 6-3. Sfidando il grande caldo, l'argentino è riuscito ad imporsi agevolmente sull'avversario in poco più di un'ora. Set brevi, scambi veloci e spettacolari, seguiti da un folto pubblico e che hanno entusiasmato i giovanissimi tennisti della scuola mestrina, che a fine torneo si sono stretti attorno ai 2 giocatori, facendosi immortalare con loro nelle foto e riuscendo a strappare autografi e dediche. Un match prestigioso, quello ospitato per la seconda volta sui campi del TC Mestre, che ha visto la partecipazione di numerose stelle del circuito mondiale. 3 grandi nomi, anche quello del toscano Paolo Lorenzi. Reduce dal Roland Garros di Parigi, al Challenger veneziano ha dovuto però arrendersi in semifinale, dopo pochi minuti dall'inizio, a causa di un infortunio, aprendo così a Kovalik la strada per la finale. La prima volta è stato benissimo questa settimana, ho giocato bene, è andato piano piano giocando meglio e oggi ho vinto un po' facile per dirlo in una maniera, non lo so, però sono contento di questa settimana. Pensi che sarebbe stato così facile vincere anche se avessi trovato Lorenzi in finale? Io ho perso 2 volte contro lui 2 anni fa e penso che se era lui che giocava la finale con me sarebbe stata un po' più dura, più lunga, però sempre con la confidenza per vincere. Quali sono adesso i progetti? Adesso è giocare a Caltanissetta, domani devo giocare lì e niente, con questa settimana è entrato al top 100 un'altra volta e rimanere nel top 100 da qua a fine anno. Abbiamo visto che ci sono parecchi supporter familiari che sono arrivati dall'Argentina per sostenerti. Sì, sono amici, no, sta la mia ragazza, i miei coach sono argentini e un amico che abita a Padova che ha giocato l'anno scorso, ha vinto il torneo e aveva amici e lui è venuto oggi per fare un po' di tifo per me per questa finale. Prossimo anno ti vedremo ancora qui in questo campo? Sì, sicuro, sì, sto giocando ancora, vengo sicuro. Abbiamo sentito che vuoi dedicare questa vittoria a una persona a te cara. Sì, 2 persone, una è mia nonna che non so come si dice, è andato al cielo questa settimana, è stata una settimana tristissima per me, però con l'aiuto di mia ragazza e i miei coach che sono amici ha potuto andare avanti e per il mio fratello che oggi è il suo anniversario, il suo compleanno, non so come si dice, fare un regalo per lui. Il titolo del doppio è andato invece ad una coppia italiana, Potito Starace e Flavio Cipolla. I 2 azzurri si sono imposti al super tie break sul peruviano Sergio Galdós e l'argentino Facundo Bagnis, in una sfida molto combattuta, carica di emozioni, dove il protagonista è stato il miglior tennis.
Oltre ai grandi nomi internazionali, sulla terra rossa del TC Mestre sono scesi anche promettenti giovani. Il direttore dell'impianto traccia un bilancio del torneo. Ci sono stati anche i giovani. Quincy ha giocato una buona prima partita, la seconda partita non era la sua giornata e non è andato bene. Comunque anche Napolitano ha fatto un bel torneo, bisogna dargli atto che forse tra i giovani è stato quello che ha giocato meglio. E poi ci sono stati i soliti anziani fermati solamente da un infortunio alla gamba, parlo di Paolo Lorenzi, che è sempre una persona splendida, che quando nei tornei li arricchisce con la sua simpatia. E in doppio hanno vinto Starassi e Cipolla giocando veramente un buon tennis in doppio, ecco. Infortunio a parte di Paolo Lorenzi, dove tutti quanti speravamo che fosse lui perlomeno il finalista, sono arrivati sicuramente i due giocatori che hanno meritato di più. Presidente Pea, questo torneo è il fiore all'occhiello della vostra attività? Sì, sicuramente, questa è la 13ª edizione, abbiamo organizzato 11 edizioni femminili, dopo abbiamo avviato questa nuova avventura del tennis maschile, questa è la seconda e ripeto è un grande impegno per tutto il circolo, però ripeto siamo fermamente convinti che questa è la strada per portare avanti, soprattutto per migliorare il settore giovanile e creare propaganda per il tennis. Altri appuntamenti di prestigio per questa stagione? Altri appuntamenti, avremo un torneo giovanile a settembre e dopo con la nostra squadra abbiamo rinnovato la squadra femminile e speriamo di riuscire a risalire la china. L'altro anno abbiamo giocato in A1, abbiamo rinnovato la squadra con delle promesse giovanili con le due trevisane ed altre giocatrici, quindi speriamo di risalire e di tornare nel torneo professionistico. State investendo molto anche nel vivaio con i giovani tennisti? Soprattutto. E da oltre, ripeto, 15 anni che sono presidente, ma la cosa fondamentale per noi è sempre stato, per il consiglio direttivo è sempre stato l'area giovanile. Abbiamo oltre 200 ragazzini della scuola tennis, abbiamo degli ottimi contatti con le scuole, quindi abbiamo oltre 400 frequenze durante la stagione invernale e adesso cercheremo di potenziare e diversificare la nostra offerta, perché faremo un campo in erba in sintetico e quindi darà la possibilità ai nostri allievi anche di giocare sul veloce. C'è qualche allievo che si sta mettendo in luce? Sì, abbiamo questa Trevisan che è campionessa regionale, mi sembra che sia tra le prime 10 in Italia, quindi sono delle ottime promesse. E dopo il settore maschile sta procedendo. Mi permetto di ringraziare la Federazione Italiana Tennis perché grazie anche a loro e soprattutto alla persona del presidente e il vicepresidente Gianni Milan, perché è grazie a loro che anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questo importante evento. Ringrazio ovviamente la SAVE che è il main sponsor del torneo e ripeto, le prospettive sono sicuramente di riorganizzare anche il prossimo anno, sempre se avremo sostegno della Federazione Italiana Tennis e dei main sponsor. Gianni Milan, vicepresidente della Federazione Nazionale, che sta sempre più sostenendo e investendo su questi tornei.
Sì, questi per noi i challenge sono dei tornei molto importanti per la crescita dei nostri ragazzi che per fare il salto verso il mondo professionistico. Quindi noi abbiamo la fortuna in Italia di avere una classe dirigente nei circoli molto appassionata, molto numerosi, sono circa 15 tornei challenge che si giocano in Italia e quindi è giusto che la federazione sia a fianco di questi dirigenti, appunto con l'obiettivo di far crescere e far fare una grossissima esperienza ai nostri più giovani promettenti. Da tempo il Veneto attende di ospitare un prestigioso evento tennistico di carattere internazionale, un'ipotesi per la quale si sta tastando il terreno. Indispensabile il supporto del governo veneto. Beh, è chiaro che io come Veneto sarei molto orgoglioso di poter ospitare magari una manifestazione come la Fed Cup o la Coppa Davis nella mia regione. È chiaro che questo dipende molto anche da quello che la regione e le istituzioni in genere vogliono fare per il tennis veneto, perché dove si organizzano questo tipo di manifestazioni intervengono sempre le istituzioni. Nel Veneto in questi ultimi anni è stato un po' restio a investire su questo, quindi io spero che magari il nuovo Consiglio regionale sia un po' più sensibile verso questo sport e soprattutto nel Veneto, che sta diventando dopo il calcio il secondo sport più importante in Italia.